E si va in partenza per questa sesta corsa, il Criterium Arcoveggio Memorial Ragionier Emilio Fregni. In 6 al via, 1 Easy Top Marco Stefani, 3 Vita Laxmi Antonio Di Nardo, 4 Jetman Andrea Farolfi, 5 Ewa B Maurizio Biasuzzi, 6 Espresso GSO Roberto Vecchione, 7 Leonora Wind Pietro Gubellini. Macchina che inizia a prendere velocità, tutti ben raccolti i puledri dietro le ali della macchina, e si va a partire con tutti a lottare. Dallo steccato Easy Top, dal largo invece Ewa B, molto veloce, mentre galoppa Easy Top e lascia il comando Ewa B Elite GSO in seconda posizione. Numero 1 Easy Top sbaglia anche Leonora squalificato. Wind, sbaglia anche Espresso GSO e restano così in 3 dopo 200 metri in 14,1. Ewa B Numero in vantaggio 7 Leonora e Wind Vita Laxmi in seconda squalificato. posizione, in terza Jetsman. Va a chiedere e ottenere strada e Vita Laxmi da Ewa B dopo 400 metri in 29,5. E Vita Laxmi è così libera di condurre. Ewa B che ha un piccolo impasse, si ferma un attimo, Jetsman deve subire il rallentamento e dopo 600 metri in 45 mantiene 3 lunghezze di vantaggio la battistrada e Vita Laxmi. Muove al largo Jetsman che appariglia Ewa B e cerca di portarsi sulla testa della corsa. 800 metri dalla conclusione Jetsman avanza su Evita Laxmi, 1 minuto e 4 decimi la metà gara svelta, con Evita che si mantiene in vantaggio allo steccato. Sbaglia anche Ewa B e così rimangono in 2 superstiti dell'errore Jetsman ed Evita Laxmi, con Jetsman che inizia a far andare le gambe, passa nei confronti di Evita Laxmi già a 500 metri dalla conclusione, completa il sorpasso e inizia a guadagnare terreno. La dritta di là in 14,3, 1,29,3 i 3/4 di miglio. Jetsman in fuga nettissima per la vittoria. Andrea Farolfi gli chiede anche un po' di velocità. Evita Laxmi rimane lì in seconda posizione ad ampio intervallo. C'è un 28,9 di terzo quarto e in retta d'arrivo Jetsman viene a concludere facilissimo vincitore. Per la guida di Andrea Farolfi, il training di Mauro Baroncini e la proprietà di Laurent Clos a Brivard, 33 a chiudere, 1,14,5 ragguaglio cronometrico, record in carriera battuto, 2 su 2 per Jetsman ed Andrea Farolfi. Al secondo posto chiude Evita Laxmi, la vittoria del numero 4. Eccolo qui inquadrato, Jetsman, un bel figlio di Niki e dell'ottima Nefertite del Rio. Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, Laurent Clos a Brivard.